prepariamo un salvacena di quelli che si preparano in pochissimi minuti. Sono sempre buoni, piacciono sempre a tutti e sono molto versatili. È una torta salata, la cosiddetta torta salata a impasto molle. In pochi minuti prepareremo una torta salata con un impasto morbido, molto simile ad una torta salata lievitata, che però non lievita, quindi si prepara istantaneamente. Infatti usiamo il lievito istantaneo. Allora, primo passaggio, vado a riunire, a mescolare tra di loro gli ingredienti liquidi della ricetta. Latte. Posso usare anche un latte vegetale. Il latte mi darà più sapore ovviamente, ma posso pensare di preparare la stessa cosa anche con l'acqua. Lo stesso impasto lo posso fare anche con l'acqua. Il latte mi dà un sapore in più, ovviamente. Olio, io utilizzo un olio di semi perché sapete che per queste preparazioni io gradisco l'olio di semi che è un po' insapore, ma volendo va benissimo anche un olio di oliva. E poi le uova. Ho bisogno di 2 uova intere e un tuorlo. 2 intere e un tuorlo. Questa separazione mi permetterà di avere una torta anche un po' più intensa di colore oltre che di sapore, perché sapete che il tuorlo è quel che dà sapore, ma se le uova sono piccoline utilizzatele anche tutte e 3 intere. Una volta riuniti gli ingredienti liquidi nella caraffina, vado a mescolarli semplicemente con una frustina o una forchetta. Ho mescolato quindi gli ingredienti liquidi semplicemente per amalgamarli tra di loro e li metto da parte. A questo punto passo agli ingredienti secchi, quindi farina, io sto utilizzando una farina bianca, ma volendo potete utilizzare anche una semi-integrale. Lievito, utilizzo un lievito istantaneo per torte salate, perciò vi dicevo una torta che si prepara al momento. Un cucchiaino di zucchero che mi aiuta a rendere anche la torta un po' più dorata. Aggiungo anche un paio di cucchiaini scarsi di sale, quindi un poco più dello zucchero, ma non esageriamo ovviamente con il sale. E a questo punto vado a dare una mescolata alle polveri. Vado a aggiungere gli ingredienti liquidi. Anche qui semplice, anche qui solo con una frusta. E l'impasto ha questa consistenza qui, quindi morbida, appiccicosa, densa, ok? Impasto pronto, devo andare a metterlo in una teglia che ho rivestito con carta forno, potete anche imburrare, infarinare o spruzzare con uno staccante. Vado a creare prima uno strato utilizzando 2/3 dell'impasto, quindi più della metà lo metto alla base, il resto lo metterò sopra praticamente. Quindi spalmo quindi l'impasto sulla base del mio stampo e creo un primo strato in questo modo qui. Poi vado a farcire. Per farcire posso utilizzare quel che preferisco, chiaramente. Io adesso ho preso quel che avevi in casa proprio perché voglio dimostrarvi appunto che è una torta buona con qualunque cosa l'andiate a fare. E vado a mettere quindi del prosciutto cotto, facciamoci anche una bella farcitura senza appesantirla proprio eccessivamente, altrimenti poi perdiamo la leggerezza dell'impasto. Però facciamo una bella farcitura perché poi è una torta molto semplice. Avrei potuto aggiungere anche un po' di aromi volendo all'impasto, ma io la preferisco in questo modo qua, appunto più semplice. E adesso vado ad aggiungere sopra del formaggio, io metto della scamorza. Ed ora vado a completare con il resto dell'impasto, che deve andare a chiudere completamente la farcitura. Quindi aggiungo il resto dell'impasto, quindi adesso lo vado piano piano, lo vado a spalmare e lo spalmo su tutta la farcitura che devo ricoprire interamente. Ecco qui! E adesso vado già ad infornarla. Forno statico preriscaldato a 180 gradi per 30-40 minuti. Mi raccomando, controllatela. La prova a stecchino può andare benissimo anche in questo caso. Magari andate sul laterale per vedere l'impasto se è cotto fino in fondo. Se andate al centro vedete la farcitura. Se prendete il formaggio che nel frattempo si è fuso, togliete lo stecchino, vedete della parte fluida che in realtà è il formaggio, non è l'impasto. Quindi è meglio, quando c'è una farcitura di questo tipo, è meglio provare la cottura più andando nel laterale. Io vado in forno. E infine eccola qui, torta rustica di impasto molle, pronta in pochissimo e buona davvero con tutte le farciture. Io assaggio questa versione prosciutto e formaggio, un evergreen,
morbidissima. È buonissima. La torta che dovete assolutamente provare con tutte le farciture. Se vi è piaciuta questa ricetta iscrivetevi al mio canale YouTube, attivate la campanella per essere sempre aggiornati sulle nuove ricette in uscita. Lasciatemi un like con un commento, fatemi sapere cosa ne pensate. Noi ci vediamo alla prossima ricetta da preparare insieme, non mancate. Un bacio a tutti e buona torta in passe mole a tutti, ciao!